Altri 5 sanitari Novax sono stati sospesi dall'USL 6 dopo che la commissione del SISPS, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ha esaminato le loro posizioni. Si tratta di 3 impiegati del comparto sanitario, assunti come infermieri, OSS oppure tecnici di laboratorio. 2 invece sono medici di base, uno di loro ha uno studio medico, l'altro è un medico di continuità assistenziale. La sospensione è stata comunicata all'Ordine dei Medici di Padova e nel caso del medico di medicina generale, fuori dal suo ambulatorio è già stato affisso un cartello per avvisare i pazienti che da domani potranno contattare l'USL per cambiare dottore. I medici di base non ancora vaccinati e sotto esame dalla commissione dell'USL sono a poco meno di 20. In totale la commissione sta esaminando circa 330 dipendenti e altri 150 sono invece lavoratori dell'USL 6 ma residenti fuori provincia. 2500 invece i casi Novax da esaminare e assunti nel privato. Abbiamo predisposto dei piani di emergenza sia per quanto riguarda gli ospedali, sia per quanto riguarda i servizi territoriali, nel caso si verificassero effettivamente tutte queste situazioni di non vaccinazione, perché comporta la sospensione. La sospensione comporta difficoltà di servizio. In queste ore però molti sanitari Novax della prima ora hanno deciso di vaccinarsi e solo nella giornata di lunedì sono state immunizzate 41 persone del comparto sanità. Sul fronte vaccini alla popolazione l'invito ancora una volta è quello a prenotarsi. Ci sono ancora 72.000 posti a disposizione, 40.000 pronti fino a Ferragosto. I cittadini padovani che ancora non si sono vaccinati sono circa 200.000, di questi 28.000 sono già prenotati per la prima dose. Il centro vaccinale della fiera sarà aperto anche il 15 di agosto.